I tuoi capelli sono viola. Tu hai tutte le dita. Pedinavi il tenente Emma Reynolds col preciso intento di rapire suo figlio. Un'esitazione? Hai visto l'esitazione? Sì, certo. Confermo che hai esitato. No, nessuna esitazione. Non capisco cosa state dicendo. Ne sei sicuro? Tu non hai mai quello della difesa. Ciao. Stavi sognando, sai? Stavi sognando. Insomma, lavori Sognavi di correre No, di non ho fuori, idea di cosa parlare. all'aperto, sul prato. lavori per la famiglia Magliatti in Afghanistan. Sognavi di correre. Oggi piove e lui fa la nana qui. Anche di pomeriggio fai nana qua. Bravo, amore. Chi sta meglio di te in quella cuccia? Stai benissimo lì. Io vorrei tanto accarezzarti, ma non si può, vero? Vedo che non posso. Posso farti un po' sul naso? Posso farti un cic? Ciao. Ciao, bellissimo. Ciao. Ciao, bellissimo. Bravo. Fai nana. Benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, quando mangio di corsa è così. Oggi c'avevo il cervello che fumava perché al lavoro c'avevo da risolvere una cosa e io convinta fosse tutto giusto mando i dati. No, non era giusto. Per fortuna oggi c'era una collega con me in ufficio e mi ha aiutata, ma anche in due, noi due non eravamo riuscite a uscire da questa cosa, non riuscivamo a capire perché ci prendeva dei dati che non doveva prendere questo programma maledetto. Alla fine si è aggiunta una terza collega che è arrivata lì a mezzogiorno, più o meno, non mi ricordo. Per fortuna si è aggiunta anche lei, perché in tre siamo riuscite a risolvere una cosa che ci ha fatto diventare deficienti. Ma una cosa che io non avevo mai fatto personalmente, quindi da sola non sarei proprio riuscita a risolvere. Avrei avuto bisogno di qualcuno lì con me, proprio, in ogni caso. Beh, guardate, siamo diventate matte, veramente. Prima io da sola e avevo capito qual era il problema. Il punto è che non riuscivo a mettere in pratica quello che pensavo, perché il programma è strutturato in un certo modo e se devi cercare delle cose, ci sono delle righe, tu devi inserire, quella contiene quel codice, ok, insomma ci sono delle righe da inserire, ne mancava una, ma io non sapevo cioè, praticamente c'è un menu a tendina, in sostanza, e ci sono tutti dei nomi, ecco, va bene. Io non sapevo che oltre a quel menu a tendina, cioè non sapevo che ci fossero altri nomi, altri codici rispetto a quelli. Io pensavo ci fossero solo quelli, cioè io non ho mai saputo ce ne fossero altri, che si potevano cercare altre cose. Ne ho imparata un'altra. Fatto sta che in tre siamo riuscite a risolvere, spero. Io ho mandato via tutto e teoricamente i dati sono giusti, eravamo in tre lì. Ma lo spero vivamente perché se no incubo. Oggi è stato un incubo. Vabbè, comunque. Dovevo fare la formazione a sta persona, invece poi ci siamo ritrovate a risolvere sta cosa qua. Ma era la cosa più importante da fare, sinceramente. La formazione poteva venire dopo, ecco. Abbiamo fatto anche un po' di formazione nel frattempo, però. Urca, questa che sta piovendo. Sta piovendo, ma finestra aperta. E così, insomma, quindi oggi è stata abbastanza impegnativa, lascio così che tanto passare in ogni caso.
Sì. Boh. Mangio perché è tardissimo, ho fatto anche straordinario oggi perché dovendo risolvere sta cosa. Vabbè, comunque piove, ma penso sia una novità, non piove mai. Piove, ma stamattina aveva fatto anche sole. Infatti ci eravamo meravigliati. Guarda, c'è anche sole oggi. Piove, 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 piove. Ancora e ancora e ancora. Non è possibile, non ce la facciamo più. Qua continua a piovere tutti i giorni, poi fa freddo perché comunque in alto sta nevicando e quindi fuori non c'è tutto sto caldo, no? Cioè, abbiamo fatto 1 o 2 giorni che potevamo stare un po' svestiti e poi niente, non metto più la dolce vita, ma metto comunque una maglia in più sotto perché non fa per niente caldo. Diciamo che bisogna essere abbastanza vestiti ancora. 1 maggio spererebbe di non doversi stravestire e invece ogni anno c'è poi freddo, piove e bisogna vestirsi sempre tanto. Ogni anno è così, Ogni anno maggio è un mese pessimo proprio per il meteo e anche giugno, giugno è lì lì. Vabbè, adesso vi saluto, mangio e poi magari ci risentiremo dopo. C'è un po' di gratitudine. Che bravo che sei diventato. Sì, è più o meno un miracolo questo. Vero? Non esageriamo. Sta facendo delle fusa leggere. Un po' di fusa le sta facendo. Si sta iniziando un po' a far toccare, ma non troppo. E non sempre. Poveretto, chissà quante ne ha passate in vita sua, vero? Sì. Non azzardo a fare più di così o di andare in altre parti del corpo. E l'occhietto? Belli gli occhietti, bello, un occhietto, un altro occhietto, bello, piccioletto. Sei stanco, questa pioggia ti distrugge, vero? Anche tu non ce la fai più con questa pioggia. Bravo, fai nanna. Mamma mia quanto pelo che perdi. tu, guarda come sei carino, guarda. Cadrà il telefono? Lo scopriremo solo facendo manovra. Non lo so se cadrà. Vediamo. Vediamo, In teoria no, è abbastanza fermo. Dovrebbe stare. Sì, dai, non è male. Pensavo cadesse. Invece no, dai, è andata bene. Ma il problema non è adesso, è sulla strada di casa per andare su a casa dei miei. Perché quella è ripida. Alla fine ho dovuto staccare. Poi è arrivato uno dietro. Cioè, io ero là che stavo aspettando di mettermi sulla statale e c'erano macchine sia da una parte che dall'altra, non potevo, cioè non vado a fare tutta una corsa con la strada bagnata che c'è che mi parte la macchina, cioè anche no? E sto qua dietro mi suona, ma se sono ferma ci sarà un motivo, no? Se sono ferma e non mi metto sulla statale, ci sarà un motivo. Non è che sto ferma là così a caso perché non so cosa fare, devo dormire in macchina. Se non mi metto in statale vuol dire che c'è un motivo. La gente ha costantemente fretta. Se hai fretta, fai un'altra strada. Cosa devo fare io? Cioè, non lo so. Io dovevo girare a sinistra e non potevo andare. C'avevo macchine che arrivavano. La gente ha fretta, ha sempre fretta e deve far tutto di corsa e non se ne esce. Che società malata, mamma mia. Ah, ma qua c'è un Silvano. Ciao Silvano. Ah, c'è anche Micio Bello. Vieni su. Vieni. Cosa dici di fare? Vieni su o stai lì? Vieni, no?
Silvano, Silvano, dimmi, ehi, signorino, vieni, ma vieni qua, no? Vieni. Dai, piove, non puoi stare sotto la pioggia. Ciao, Wally. Dai, non puoi stare sotto la pioggia. Ah, che micio matto che sei. Che micio matto che sei. C'hai una secca qua? Dov'è? Qua. Mi sa che c'hai una secchina, Dai, che se vieni su te la togli. No, non fargli le botte, Silvano. Povero Silvio. Gli hai fatto le botte. Silvano? Si è offeso. Wally. Cosa vuoi fare, Wally? Ehi, principessino. Ehi, principessino. Ah, Brgnao, sei bello, Brgnao. Oggi tempo nuvoloso. Franz si è messo a tagliare erba. Non so, dobbiamo tagliare anche i rami qua del noce e tagliare qualche ramo degli alberi da frutto che ci sono dall'altra parte perché sono troppo alti. Questo li voglio tagliare perché poi fa ombra. Io sapete che amo il sole e quindi ho chiesto e la proprietaria ha consentito a tagliare, anzi lei taglierebbe anche tutto l'albero in realtà perché noci non ne fa, ma siccome è molto legata a quest'albero affettivamente allora non lo vuole tagliare, però i rami li taglieremo come l'altra volta, quindi rimarrà pelato completamente. Sarà un lavoraccio perché adesso è già tutto, a parte che noci non ne fa, quindi non importa, anche se si rovina l'albero non importa perché non è il periodo per tagliare, ma vabbè, facciamo lo stesso. E io invece ne sto approfittando per sistemare un po' casa. Mi sto dedicando un attimo alla cucina, quindi ho preparato delle patate lesse qua. Qui invece c'è verdura mista, cotta. Infatti c'è una puzza qua in casa di verdura cotta, un broccoli, quelle cose là che puzzano. Mi sono messa a lavare il cestello della friggitrice a aria, però il lavastoviglie, perché a mano non mi viene ben pulito. E quindi ho deciso di metterlo in lavastoviglie. Non ci ho mai pensato, ma va in lavastoviglie, si può. Perché non l'ho mai messo? Non lo so, sinceramente non lo so. Forse pensavo che non ci stesse. Allora, quello sotto, il cestello interno l'ho messo in lavastoviglie, quello sotto l'ho lavato io a mano perché quello non è un problema. Mi sono dovuta mettere una maglia in più sotto, ma com'è possibile che faccia ancora così freddo? Come? Ditemelo, com'è possibile? Ho dovuto mettere questa, avevo una maglietta con le maniche corte e ero andata al lavoro così oggi. No, mi sono dovuta cambiare, mettere questa perché io avevo freddo, poi ho ancora freddo, infatti adesso mi sa che mi metto un'altra maglia, quella solita da casa, che però sarebbe anche da lavare. Freddo. Comunque dovrei fare anche una lavatrice e non so, qua il tempo continua a essere brutto, infatti anche mentalmente mi butta tanto giù, non si può uscire e andare a passeggiare perché ti prendi la pioggia, sembra che faccia bello poi di punto in bianco piove, cioè è proprio primavera, non è affidabile per niente il meteo, ma neanche le previsioni sinceramente, e quindi poi sono un po' così di morale perché adesso è iniziato questo periodo che qua piove tutti i giorni, guardo la webcam di Jesolo e a Jesolo c'è il sole. Ieri c'era il sole, l'altro ieri c'era il sole, oggi c'è il sole e qui piove. Adesso non sta piovendo ma dovrebbe piovere entro sera, ecco, di nuovo. Strano. Anche stamattina pioveva ad esempio. Poi si era un pochino sistemato il tempo e adesso ho visto che da quella parte è tutto, c'è pioggia, sta già piovendo dalla parte dell'Antelao e da questa parte non ancora, ma non credo manchi tanto, quindi sono un po' così di morale perché questo meteo mi butta tanto giù, poi mi annoio perché non posso uscire. In casa ce n'è da fare, perché ce n'è tanto da fare in casa, ma non ho voglia, avrei proprio bisogno di svagarmi come facevo qualche mese fa quando andavo a camminare, avevo bisogno di fare
di nuovo attività fisica in quel senso. Cioè prendere, arrivare a casa, fare le mie robe e uscire. Ma non posso farlo perché piove sempre. E quindi sono un po' così così. Adesso mi faccio qualcosa di caldo così mi scaldo. Ecco. E beh, che miseria che ho. Sono stanca, sono tanto stanca questo periodo. È anche quello che mi sballa un pochino. Vi saluto, spero nel prossimo video di portarvi un po' di sole perché io non ce la faccio più veramente. Devo cercare di stare su col morale, ma mi viene veramente la depressione a vedere sto tempo qua. Madonna. Vabbè, comunque dai, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.